la mia priorità era Cosenza, perché rimanere in questa società per me era importante dopo quello che mi ha dato negli ultimi 2 anni, quindi per me è un onore aver firmato un altro contratto che mi lega al club per altri 2 anni, e spero e darò sicuramente il meglio di me stesso. Ed eccoci qua a scrivere le mie ultime parole di una straordinaria e incredibile avventura con la maglia rossoblù. 3 anni e mezzo in cui ho dato al Cosenza tutto me stesso e dove ho ricevuto anche di più. Ricorderò per sempre i play-off, la finale di Pescara che rimarrà per sempre una delle serate più belle della mia vita. Ricorderò la tranquilla salvezza del primo anno e la salvezza impossibile dell'anno scorso. Quanti momenti indelebili nella mia mente. Per questo non posso far altro che ringraziare tutti i miei compagni, il direttore, i mister, lo staff tecnico, i dottori, i massaggiatori e i fisioterapisti, i magazzinieri e tutti gli addetti ai lavori per questi anni bellissimi, e vorrei ringraziare anche voi tifosi, a cominciare da quelle poche centinaia di persone che c'erano al Marulla i primi mesi, che ci sostenevano anche nei momenti più bui, ai 20.000 della sfida col Sud Tirol. Ora mi aspetta una nuova sfida, una nuova avventura, ma io sarò per sempre uno di voi e farò per sempre parte del branco. Allora abbiamo voluto dedicare proprio buon pomeriggio questa copertina di oggi e buon 2021 a Mirko Bruccini, perché è uno degli addii illustri di questo calciomercato sessione invernale. Mirko Bruccini lascia il Cosenza dopo quasi 4 anni, andrà a vestire la maglia dell'Alessandria. Non parleremo di questo, ma anche dei vari impegni delle squadre calabresi, e lo faremo in compagnia degli ospiti. Ve li vado a presentare. Sono oggi pomeriggio in studio con noi il mister Andrea Spinelli, un gradito ritorno per noi. Grazie. Grazie dell'invito, gentilissimo. Buonasera a tutti. E il collega Renzo Andropoli, giornalista anche addetto stampa della Pirossigeno Città di Cosenza. Parleremo anche di questa bellissima realtà di calcio a 5, una realtà in A2, Renzo, che insomma si sta facendo ben valere in questo campionato. Molto bene, molto bene. Parleremo anche di questo. Io vedo anche in collegamento con noi Attilio Malena. Buon pomeriggio Attilio, innanzitutto in bocca al lupo per questa tua nuova avventura da addetto stampa dell'Avello, la squadra che milita nel campionato di Serie D Girone H. In bocca al lupo per tutto, e poi ovviamente con te parleremo anche di questo calciomercato che inizia così in maniera esplosiva, Attilio. Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Ricambio ovviamente, viva il lupo in questo senso più che mai, una nuova avventura che si aggiunge comunque a tante altre spirituali e non solo, ovviamente facendo una battuta, però siamo pronti anche a raccontare tutte le ultimissime di un calciomercato abbastanza particolare come non mai. Dicevamo l'addio di Mirko Bruccini, va all'Alessandria. Ci vuoi dare qualche particolare di questa cessione? Tu sicuramente sei più a conoscenza di noi. No, credo che sia una trattativa nata innanzitutto molto tempo fa. L'Alessandria si era già mossa nel mercato estivo per cercare di strappare Bruccini al Cosenza, ma i tempi non erano maturi. Bruccini ha sempre dato la sua parola e comunque il Cosenza ha sempre rappresentato per Mirko Bruccini la prima scelta. Il Cosenza e Bruccini non hanno trovato un accordo. Bruccini chiedeva dal canto suo un contatto pluriennale, il Cosenza era disposto a mettere sul piatto solamente un contratto annuale. Dall'altra parte Alessandria, tra cui oltre ad essere una piazza storica del calcio italiano, aveva necessità di regalare un colpo comunque alla piazza e non solo in quella zona di campo, e ha messo sul piatto un contratto pluriennale da 2 anni e si è trovato un accordo anche con il beneplacito del Cosenza, che però sapeva comunque di questa trattativa, era già stato informato, e Bruccini ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, di essere oltre che un grande professionista che ha dato tutto se stesso al Cosenza, di avere rispetto per una società a cui ha dato tanto. Mister, insomma, si allunga la lista quindi degli acquisti in casa Cosenza, perché adesso si aggiunge anche un altro centrocampista, serve anche un attaccante lì davanti, perché diciamo che il neo di questa squadra è proprio l'attacco. Ma io penso che sia il tecnico che il direttore avranno le idee chiare per intervenire, perché sicuramente in queste condizioni ci saranno dei problemi, quindi è peccato comunque perdere un calciatore del genere che in questi anni ha dato tutto a questa maglia da grande professionista. Al di là magari della sua professionalità,
non ci dimentichiamo che è una delle mezzali, io l'ho sempre detto, insieme a Sciaudone e a Cosenza, che è l'unico che va a rimorchio, è l'unico che va in gol, quindi avere una mezzala in mezzo al campo che riesce a fare durante un anno calcistico 7-8 gol al campionato è importante. Forse perdiamo un uomo di qualità e quindi, giustamente la tua domanda, oggi tocca al direttore e al mister andare a trovare un calciatore che abbia queste qualità per cercare di dare una mano a questo Cosenza che ne ha proprio bisogno. Renzo, quante volte abbiamo parlato di leader, forse Bruccini era davvero questo leader in mezzo al campo, non bisogna piangere sul latte versato, però insomma, a parte che mi dicono alcuni insomma, addetti ai lavori che a Bruccini era stato proposto un biennale, ma evidentemente ci saranno state proposte economiche maggiori, non entriamo nei particolari. Sono scelte che vanno rispettate. Io mi allaccio invece al discorso che faceva prima Mister Spinelli sul fatto che hanno le idee per intervenire sul mercato, ma a volte le idee non bastano, c'è bisogno del supporto economico per portare a casa e per concludere l'idea che uno ha in testa. In questo momento mi pare che le casse rossoblù non abbiano questa grande disponibilità e può darsi che il Bruccini va via proprio per questa motivazione. Certo, intervenire sul mercato mi pare che sia non solo necessario, ma addirittura indispensabile, perché io ho ripreso a seguire il Cosenza anche se è così, en passant, e mi pare che ci siano grossi problemi di qualità tecnica in mezzo al campo. Oltretutto non si riesce ad avere una certa continuità anche nello sviluppo del gioco, cioè mezza partita si gioca bene, mezza partita si gioca maluccio, un'altra partita non si gioca proprio, e vuol dire che c'è mancanza di qualità, di personalità e di caratteristiche tecniche che possono, come dire, portare il Cosenza a segnare qualche rete in più, perché con questa media gol è difficile ripetere il miracolo dell'anno passata stagione. Attilio, mi chiedono quanto c'è di vero nell'eventualità di un ritorno di Asensio a Cosenza via Genova. Il calciatore proprio oggi ha postato una foto con indosso la felpa blu del Cosenza, ce lo chiede Marco. Allora, il legame tra Asensio e il Cosenza non si è mai interrotto. Dall'altra parte Asensio non ha trovato, anche per diversi problemi fisici, molto spazio né con il vecchio allenatore prima e né con Roberto Breda in questo momento. È una possibilità che il Cosenza, mi risulta, abbia attenzionato con molta attenzione, ma ripeto, oggi il Cosenza ha una necessità, quella di non dover aspettare chi arriva, ma di dover comunque in questo caso prendere un attaccante pronto che possa da subito calarsi nella realtà e negli schemi tattici di Roberto Chiuzzi. Asensio era una possibilità, dico era perché i problemi fisici non ripongono a favore di un ritorno di Raul Asensio a Cosenza. Il Cosenza sta valutando una rosa di attaccanti, nella rosa degli attaccanti c'era Simone Simeri, attaccante direi anche clamorosamente in uscita da Bari, ma il Cosenza non partecipa ad aste. Samuele Longo è stato un altro profilo sondato e che piaceva molto al Cosenza, ma il Venezia fa muro con il suo DS con l'auto, che non ha assolutamente intenzione di privarsi di lui. C'è una rosa di attaccanti, si è letto anche il nome di Pettinari. Pettinari rappresenterebbe per molti la ciliegina sulla torta, ma ripeto, non è l'unico attaccante che il Cosenza sta valutando, premesso che su Simeri e su Longo il Cosenza ci ha pensato, ma ritorna dalla domanda che faceva il nostro radioascoltatore in precedenza, chiaramente Asensio e il Cosenza hanno un legame molto forte, ma i problemi fisici, ripeto, da quanto ci risulta, non depongono a favore di un ritorno di Asensio alla corte di Roberto Chiuzzi. Ci sono tante domande, Attilio, te ne leggo un'altra. È d'accordo Attilio Malena con un acquisto del livello di uno come Brosco, Modolo oppure Bogdan? Sistemeremmo la difesa, i costi non sono proibitivi e potrebbero lasciare le attuali società di appartenenza davanti a proposte allettanti. È possibile che vengano imbastite delle trattative secondo te? Allora, io ho ascoltato il nome di Bogdan, che ritengo sia un difensore assolutamente di qualità e che potrebbe fare a caso del Cosenza, ma non ci sarebbe nessuna trattativa per questi tre nomi. Ma è chiaro che i nomi che l'ascoltatore da casa ha fatto sono tre nomi di categoria e sono nomi a cui il Cosenza sta lavorando. Oggi le necessità sono molto chiare: un centravanti, sostituire Bruccini, ma non sostituirli con nomi fatti e presi tanto per prenderli, ma con giocatori che, ripeto, possono calarsi perfettamente nella realtà e possono far svoltare questa squadra, che ha dimostrato di avere cuore, che ha dimostrato di avere anima, ma nei momenti di difficoltà ha dimostrato purtroppo di peccare e di non avere la giusta qualità a disposizione.
Mister, ci chiedono il calciomercato del Cosenza, ovviamente non è solo Bruccini, si sta parlando solo di lui, se ne parla perché è proprio la notizia dell'ultima ora, ma gli acquisti quando arrivano, le altre squadre hanno preso già 4 giocatori e noi ancora parliamo di Bruccini, ma perché non va via Guarasch? Ci vogliono ricordare che i miracoli non si rifanno più, è finito il calcio a Cosenza, cioè, mi sembrano un attimino delle dichiarazioni un po' forti, cioè, il Presidente non sappiamo, ancora c'è il mercato è normale che la piazza in questi anni forse pretende qualcosina in più, ma principalmente un'organizzazione diversa, perché poi ritorniamo sempre sugli stessi problemi, lo abbiamo già detto, sia con Attilio che magari con Renzo da quest'altra parte. Ci stanno dei problemi e quindi bisogna muoversi in tempo per spostare i calciatori da una società che sono sotto contratto. C'è bisogno di mettere sul tavolo la voglia di volerlo spostare, perché se noi aspettiamo gli svincolati o aspettiamo in questo caso Assensio infortunato, in questo momento penso che Cosenza non ha bisogno di queste persone, Cosenza ha bisogno di gente che abbia voglia, determinazione, che si butti lì dentro veramente a dare tutto quello che c'è da dare, perché Cosenza in questo momento ha bisogno. Se poi giustamente i tifosi ce l'hanno con la società per quanto riguarda l'organizzazione, ahimè, in questo momento bisogna mettersi la coda in mezzo alle gambe, bisogna stare zitti e bisogna operare sul mercato. Bisogna operare sul mercato prendendo gente che sia di qualità, che riaccenda un attimo la fiammella a questo pubblico, perché è vero che giochiamo senza spettatori, ma comunque in città si sente, si avverte l'aria un pochino pesante, si avverte l'aria che non si riesce a fare gol, si avverte l'aria, a maggior ragione oggi che è andato via un calciatore di qualità e che deve essere sostituito con un calciatore di qualità. C'è bisogno di un altro difensore, quindi questo penso che il tecnico e il direttore lo sanno, quindi bisogna mettere mano se si vuole sicuramente prendere uno svincolo diverso rispetto a quello che è attualmente. Reggio, prendo spunto proprio dal mister, parlava dei tifosi, insomma è un altro incasso mancato anche quest'anno, perché visto la pandemia insomma non si può tornare allo stadio, visti anche i numeri che girano in questo momento, si dovrà aspettare almeno il 50% diciamo, delle vaccinazioni anche in Italia, penso. Io condivido innanzitutto il pensiero dei tifosi che vorrebbero vedere all'opera una squadra con delle qualità migliori, con una classifica migliore, in grado di dare delle soddisfazioni alla tifoseria cosentina che, ricordiamolo, in presenza è una delle migliori di tutta la Serie B, quindi la passione del calcio a Cosenza è un sentimento molto forte. Però d'altra parte allora voglio dire, c'è un'alternativa a questa società, c'è un'alternativa a questo Presidente? Al momento mi pare che non c'è nessuno che si sia fatto avanti per tentare di rilevarla, di dare una mano, di contribuire. Allora dobbiamo stringerci senza contestare e sperare che il Presidente possa mettere mano sul mercato aggiustando la squadra e rimanere in Serie B, perché questa categoria per Cosenza è un bene prezioso e da difendere. Con la contestazione non si aiuta, non essendoci un'altra via d'uscita. Speriamo poi che questo Covid sparisca e che l'anno prossimo si possa tornare a giocare con il pubblico e Cosenza possa, come dire, riprendere a fare incassi che a Cosenza sono piuttosto consistenti. Attilio, ti chiedo invece a te sugli attaccanti, dovrebbero arrivare 2 attaccanti, possibile che siano 2 fra Moncini, Colombo, Asensio, Bocalon, Pettinari, Giannetti, Condò, insomma me ne dicono tanti, non giocano, sono scontenti ma soprattutto non sono svincolati. Sì, partiamo con ordine, ribadiamo quanto abbiamo raccontato in precedenza. Il Cosenza ha sondato il terreno per Simeri diverse settimane fa, ma non partecipa ad aste. Ha sondato il terreno per Samuele Longo, ma il Venezia non se ne priva. Il nome più caldo, dalle informazioni in nostro possesso in queste ore, chiama in causa Niccolò Giannetti, che è un attaccante anche che tatticamente probabilmente si sposerebbe meglio con quello che chiede Roberto Chiuzzi, che storicamente da quando è subentrato a Bepi Pillon predilige un attaccante di manovra piuttosto che un attaccante fisico. È chiaro che molte volte si sostiene riprendiamo Rivier, riprendiamo Asensio. Oggi Rivier è un obiettivo irraggiungibile per il Cosenza, ahimè,
però il nome di Giannetti è un nome molto molto caldo. I rapporti con la Salernitana sono rapporti comunque di correttezza reciproca, e la Salernitana è una delle società, così come altre formazioni cadette, Salernitana e almeno un'altra società cadetta si sono interessati a Mirko Carretta. La Cremonese ha sodato il terreno invece per Emmanuel Rivière, giusto per aggiungere ulteriore carne al fuoco, mentre un altro attaccante che viene accostato per ogni sessione di mercato alla Regina, che è Matteo Ardemagni, fuori dal progetto di Alessandro Nesta a Frosinone. La Virtus Entella ci sta provando con forza. Sul mercato gli attaccanti a disposizione da prendere ci sono, però in questo caso la strategia del Cosenza è molto chiara ed è sempre la stessa. Partito il 4 gennaio, il mercato con molta calma, anche se, ripeto, personalmente mi auguro, viste le necessità mostrate e messe in campo purtroppo dalla formazione di Roberto Chiuzzi, che si intervenga da subito per porre rimedio ai problemi prima che sia troppo tardi. Mentre ci sono, Attilio, novità sulla situazione Terzini e sul difensore di piede sinistro che potrebbe far rifiatare Legittimo? Sul difensore di piede sinistro per il momento non ho novità. Sui terzini si valutano anche, si dà uno sguardo al mercato di Serie C, un mercato che sta mettendo in mostra diversi profili importanti, ma ripeto, non ci sarebbero trattative pronte per essere chiuse. La priorità oggi è l'attaccante, per cui si sta lavorando alla Cremente, il direttore sportivo Stefano Trinchera sta lavorando alla Cremente, e ripeto, il valzer per gli attaccanti è partito in serie B, chiama in causa i vari Fabio Ceravolo, per cui si era mossa la Regina, ma è stato un interesse prontamente smentito dal direttore generale Tempestilli, chiama in causa Ardemagni, per cui c'è forte la Virtus Entella, Longo per il momento non si muove dal Venezia, il Monza è sempre, rappresenta una mina vagante nel mercato di Serie B ed è pronta a chiudere un altro colpo in arrivo in prestito secco dal Sassuolo Federico Ricci. Ripeto, sulla domanda per il momento non ci sarebbero trattative pronte per essere chiuse, ma ci sono dei nomi a cui Cosenza sta lavorando. Ma ripeto, è una storia che si ripete puntualmente in ogni sessione di mercato e il monito deve essere sempre quello: la società sa su cosa andare a lavorare, sa le necessità e i problemi che questa squadra ha, ma la strategia è sempre quella e non si cambia. Sul mercato con fiducia, ma senza chiaramente investire grandissime cifre sul budget, a maggior ragione in un momento storico così complicato, anche e forse soprattutto economicamente parlando. Allora, sono tantissime le domande che ci stanno arrivando, io non so se faremo in tempo a dare risposta a tutti quanti. Intanto inizio con mister Spinelli. C'è un nostro telespettatore che dice: solo io ho visto che con Cremonese, Reggiana, Vicenza ed Empoli abbiamo preso 4 gol identici, centrocampisti partiti dal cerchio di centrocampo e arrivati alla lunetta della nostra area indisturbati, il mediano destro che non fa fallo, il laterale destro che non aiuta in diagonale e il difensore centrale, tutti tecnici. Il difensore centrale che non esce alto. Non è solo una questione di attaccanti. Ma guarda, io devo dire una cosa, sotto l'aspetto tecnico-tattico penso che il mister Chiuzzi non gli si può dire nulla, perché è una squadra che crea, una squadra offensiva, una squadra che se la gioca dappertutto, sempre con una mentalità bella, pimpante, dove si gioca tutte le partite per cercarla di vincere. È normale che in un momento dove tu hai a disposizione, soprattutto in Serie B, 7, 8, 10 palle gol, non riesci a fare gol, evidentemente manca qualità. È normale che una squadra che si spinge nella fase offensiva deve cedere da qualche parte, perché dall'altra parte oggi, così come lo fa il tecnico nostro, si studiano le squadre, così come studiamo noi, ci studiano il Cosenza, quindi sanno che ci sono delle difficoltà sulle palle lunghe, sugli inserimenti da dietro, ed è normale che il supporto dei centrocampisti è importante. È normale che tutto questo si sviluppa in un'organizzazione di gioco. Io mi pongo una domanda e la pongo anche al nostro telespettatore che ha messo dentro una valanga di situazioni. Noi ci siamo salvati col 4-3-3, dove avevamo i centrocampisti che andavano a rimorchio e facevano gol. Avevamo una fase offensiva ottima e avevamo una buona difesa, soprattutto nella fase finale dello scorso campionato. Oggi occupiamo il campo in maniera perfetta, siamo una squadra
che prende pochi gol, nonché abbiamo una delle difese migliori del campionato di Serie B, però non facciamo gol. Non facciamo gol, siamo una delle squadre, se non sbaglio abbiamo 11 gol all'attivo, non andiamo in rete sui calci piazzati, non abbiamo qualità sui calci piazzati, non abbiamo fisicità sotto questo aspetto nella fase offensiva, copriamo molto bene tutta l'area di rigore, abbiamo 5-6 persone che vanno nell'area di rigore ma non si riesce a fare gol, quindi ci vuole qualcuno di qualità, perché a volte non serve numericamente riempire la rosa, abbiamo bisogno di 7-8 persone di qualità e dopo cerchiamo di andare in Serie C a prendere tanti ragazzi interessanti. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo per parlare anche di mercato. Innanzitutto ci fanno i complimenti per la giustissima analisi che ha fatto poco fa, poi tantissimi messaggi. Intanto chiediamo cortesemente ad Attilio Malena di rimanere anche con noi in questa seconda parte, perché Attilio mi stanno chiedendo anche del mercato di Serie A. Renzo, insomma, ho letto prima un messaggio che volevo riproporti perché sono tantissimi, ma il calciomercato, abbiamo detto, questo qua di Bruccini, ci dice una cosa in più sulla notizia che riguarda la rinuncia che ha dovuto fare Bruccini degli stipendi di novembre e dicembre. Penso che sia una cosa normale, perché visto che era sotto contratto con il Cosenza, non sappiamo i termini e le condizioni di questa sua rescissione con i Lupi, però magari ha dovuto rinunciare sicuramente a qualcosa. Presumiamo, è il gioco proprio del calciomercato, dei contratti, insomma era sotto contratto, quindi ha dovuto lasciare sicuramente qualcosa. Novità sulla situazione dei terzini ne abbiamo parlato, siamo abituati a giocatori che arriveranno l'ultimo giorno di mercato, ora sono solo nomi, vi farò vedere che arriveranno i soliti giocatori svincolati o di Serie C, queste insomma alcune dichiarazioni che arrivano dai nostri telespettatori. Poi mi chiedono anche della VAR, di questo ne parleremo tra pochissimo. Ancora si parla insomma di presidenti, non capisco perché il Cosenza non fa investimenti, quanto bisogna spendere. L'Inter con il gruppo Suning è l'esempio di che rapporti ci sono insomma fra Cosenza e Salernitana, buoni, perché è un eufemismo dopo il caso Ba. È possibile che a Cosenza da 20 anni non arriva un benedetto presidente con le tasche piene? Insomma, ci dovremmo anche accontentare, perché al momento il presidente ci sta facendo vivere un campionato di Serie B, quindi è normale che tutti vorremmo questi magnati, sì, però accontentiamoci. Vedremo che insomma il calciomercato è ancora lungo, quindi fra qualche settimana qualcosa in più arriverà, vero Attilio? Io lo chiedo a te perché tu sei il nostro, diciamo, termometro di questo punto di vista. No, ma assolutamente qualcosa non che debba arrivare, deve arrivare, è una necessità che il Cosenza, anche per stessa ammissione del suo presidente Eugenio Guarascio, quando è stato interpellato e chiamato in causa proprio da Teleeuropa, non ha nascosto la volontà della società di intervenire anche pesantemente per i mezzi che il Cosenza ha a disposizione sul mercato per regalare a Roberto Chiuzzi almeno un attaccante, perché poi non è escluso che possano arrivare 2 attaccanti. Io francamente oggi non me la sento, non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che al Cosenza possano arrivare 2 attaccanti, perché i 3 attaccanti che il Cosenza oggi è rosa, Borrelli, da cui io mi aspettavo sinceramente molto di più, anche se non ha avuto particolari chance per mettersi in mostra, Petre e Iozzi non hanno dimostrato di essere comunque quell'elemento che il Cosenza cerca nei momenti di difficoltà, per cui che il Cosenza possa cercare un solo attaccante, di questo non ne sarei così tanto sicuro. Non escluderei addirittura 2 innesti davanti, chiaramente legate a eventuali partenze, come nel caso, giusto per aprire una piccola parentesi, poi magari ci torneremo sulla Regina. La Regina non arriverà un solo centravanti, con le uscite di Mastur in direzione Carpi e di Vasic in direzione Amrun, la Regina cerca almeno 2 attaccanti pesanti di categoria davanti. E poi sul mercato del Crotone, Attilio, mi chiedono quali sono le novità.
Ma sul mercato del Crotone il gioiello per antonomasia che si è messo in mostra con prestazioni eccellenti, Junior Messias, ha attirato su di sé, e non potrebbe essere altrimenti, gli occhi di Fiorentina, Lazio, Torino e, da quanto ci risulta, l'ultima in ordine di tempo, cronologicamente parlando, del Genoa di Enrico Preziosi. Ma dall'altra parte il Crotone non ha alcuna voglia nella volontà di privarsi di Messias, se ne riparlerà più avanti. Messias, ricordiamolo, fresco di rinnovo e adeguamento fino al 2024. In entrata il Crotone, lo abbiamo raccontato anche nel corso del TG, ci ha provato nei giorni scorsi per Pinamonti, il calciatore ha nicchiato sull'eventualità di arrivare a Crotone, e il Crotone ci sta provando in maniera insistente per Bomber Mancuso che è la punta di diamante dell'attacco dell'Empoli, l'Empoli che sta lottando per la promozione in Serie B e difficilmente anche in questo caso si priverà del suo centravanti, ma è un Crotone che sa benissimo cosa fare e deve fare tanto. In uscita, sempre per il Crotone, non rientra nel progetto Mustacchio, c'è stato uno scatto forte da parte del Frosinone, Mustacchio che era finito nel mirino del Cosenza. Anche in questa sessione di calciomercato il Cosenza ha sondato il terreno per Mustacchio. Tra entrate e uscite il Crotone si muove, ed un vecchio pallino che può tornare di moda è anche Simone Edera, che reclama spazio ed è in uscita da Torino. Volevo rispondere a un nostro telespettatore che dice: volevo comunicare a tutti voi della trasmissione sportiva che nei tifosi veri del grande Cosenza ci sono ex calciatori che hanno militato in Serie C, B ed A, quindi carissimi, se diamo un nostro pensiero attinente nel gioco dell'attuale Cosenza lo si dà con esperienza vissuta sul campo. Ma io prima col mister scherzavo parlando insomma, tutti i tecnici, per una questione che insomma siete molto precisi e puntuali, e quindi insomma davamo adito proprio alle vostre competenze, non per una critica oppure per assolutissimamente. La piazza di Cosenza è abituata perché in passato, ahimè, sono i numeri che parlano, quindi sono i campionati che lo decidono, quindi la piazza è sono i nomi che parlano. E i nomi a maggior ragione, quindi la piazza di Cosenza ha un palato delicato perché ha visto fiori di calciatori, quindi è normale che ha vissuto un momento ascendente. Oggi comunque la Serie B, come diceva anche Renzo, è un patrimonio importante, quindi questi stessi tifosi hanno quella voglia di voler vedere un colpo importante. Magari lo discutevamo prima, forse nel calciomercato di riparazione sarà difficile poter trovare un calciatore a questi livelli, ma nella prima fase di precampionato ci deve pensare prima, quindi concordo in pieno con il nostro tifoso. La piazza di Cosenza è una piazza che ha fame e nello stesso tempo è una piazza competente sotto tutti i punti di vista, però c'è da dire che abbiamo un presidente, c'è da dire che è un presidente che ci sta facendo vedere la Serie B già da qualche anno, teniamocelo anche un pochino stretti, non esageriamo e non alziamo magari un pochino l'asticella. Forse sono troppo timorosi, visto questi ultimi anni, insomma, di magari arrivare fino all'ultima giornata per salvarsi. Renzo. Sì, penso che sia anche un problema di programmazione, perché in questi anni di Serie B ultimi, sotto la presidenza Guarascio, a Cosenza sono passati dei giocatori interessanti. Forse si sarebbe potuto tentare di trattenerne qualcuno di questi importanti, è inutile fare i nomi, li conoscono tutti e meglio di me. Quindi programmare per il futuro qualcosa di più sostanzioso. Se invece restiamo sempre ogni anno a cambiare tutto e prendere sempre gente che non ha l'esperienza, la qualità per questo campionato, seppure il campionato di Serie B è diventato molto scadente rispetto agli anni d'oro del Cosenza, dove per giocare in Serie B bisognava avere delle qualità migliori. Però bisogna programmare meglio, secondo me. Insomma, sono passati bellissimi giocatori a Cosenza in questi anni. Qualcuno si poteva trattenere, si poteva tentare di trattenere. Invece sono andati tutti via. Quindi ogni anno cambiare, si arriva poi a gennaio che hai delle grosse difficoltà. E ripeto, non è facile ripetere il miracolo targato Chiuzzi della passata stagione. Bisogna pensarci e stare attento. C'è la possibilità di riparare qualcosa in questo momento, e se si vuole mantenere la Serie B, secondo me uno sforzo la società lo deve fare. Uno nel senso, per dire uno, ma forse numericamente qualcuno più di uno. Più di uno. E soprattutto, Renzo, non è
un calciomercato sessione invernale diciamo sottotono per via della pandemia, insomma delle scarse risorse economiche, perché insomma le altre squadre stanno agendo sul mercato. Certo, sì, c'è il mercato, c'è, la gente si muove. Anche i nomi che sentivo dire prima sono dei nomi importanti, però io non vorrei che invece delle bistecche poi arriveranno solo briciole di pane. Cioè, i nomi ci sono, ma ovviamente se uno cerca un giocatore di una certa qualità, sul piatto va messo un contratto di una certa qualità, altrimenti è difficile portarne qualcuno. Attilio, invece per quanto riguarda appunto le altre squadre, dicevi tu la Reggina, anche il Crotone, per chiudere proprio questo quadro del calciomercato, ci sono altre novità anche per Catanzaro e Vibonese? La Reggina è molto attiva sul mercato e non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo parlato prima di Masturi in direzione Carpi, abbiamo parlato di Vasic in direzione Amrun. Il direttore generale Tempestilli è stato molto chiaro sul nome di Fabio Ceravola, anche se nonostante ci risulti chiaramente il contrario, apprendiamo e tendiamo a credere alle parole dell'esperto dirigente attualmente che ricopre il ruolo di direttore generale. E sono state parole anche abbastanza forti, una Reggina che si sarebbe anche mossa per capire eventualmente la fattibilità di arrivare a Pisacane, che è un nome che è sempre piaciuto storicamente a Marco Baroni, ma Pisacane ha una trattativa molto ben avviata che potrebbe portarlo di fatti a Lecce. Il Lecce in uscita a Pippo Falco, nonostante il corteggiamento del Monza, vuole esclusivamente solo la Serie A, ma è una Reggina che per la porta ha individuato il In Nicolas, portiere classe 1988 e scadenza di contratto con l'Udinese, la pedina più funzionale al progetto di Marco Baroni. Per cui, ripeto, è una Reggina che si muove, anche in questo caso tra entrate e uscite non potrebbe essere diversamente, ma gli interventi saranno massicci, soprattutto davanti, dove il nome di Fabio Ceravolo, ripeto, è stato escluso dallo stesso direttore generale Tempestilli. Ti faccio un'ultima domanda per quanto riguarda il mercato: quali giocatori in prestito ritorneranno alle rispettive società? Nei loro prestiti c'è anche la possibilità di tornare anzitempo già a gennaio, mi scrivono Bois, Iozzi, Borrelli e Ba. Sì, c'è la possibilità di tornare alla casa madre, giusto per fare un esempio in grande. Il caso di Cutrone che è tornato al Wolverhampton, scontento alla Fiorentina, potrebbe nuovamente accasarsi in Italia, ma per il momento è tornata alla casa madre, per cui vale anche per Borrelli e per Iozzi, ma per Borrelli è una possibilità che non escludo. Borrelli che comunque dal mio punto di vista potrebbe essere tranquillamente collocato nuovamente in rosa al Cosenza, ma ripeto, probabilmente da Iozzi ci si aspettava qualcosa in più rispetto a Borrelli, che è comunque un giovane che andava testato e probabilmente non è funzionale alle idee di Roberto Chiuzzi, per cui predilige un attaccante di manovra come poteva essere comunque eventualmente lo stesso Rivière. Ma ripeto, anche da parte mia è sbagliato parlare ancora di Rivière e Asensio, perché sono due calciatori che hanno dato molto al Cosenza, soprattutto Rivière, ma a livello di cifre sono irraggiungibili per il momento. Poi il mercato, le vie del mercato, come si suol dire e come ha sempre detto qualche importantissimo direttore sportivo che ha scritto la storia, sono infinite, ma in questo caso penso ci siano davvero poche chance di un ritorno di Rivière a Cosenza, giusto per aprire un'ulteriore parentesi e chiuderla allo stesso tempo. Adesso ti faccio l'ultima domanda, così ti lascio andare. Questo Lavello invece come agirà sul mercato, oppure se già insomma state bene così, è una squadra che punta a vincere questo campionato? Beh, questa è una domanda da non fare a me, da fare a un direttore sportivo che sta facendo dal mio punto di vista un lavoro importantissimo anche a livello di gestione come Domenico Roma, è un mister che sta esprimendo con i ragazzi un calcio a detta di tutti tra i più belli della categoria. Il gruppo è forte, l'ambiente è sano, la società per stessa missione da parte mia è organizzata in maniera certosina e si cerca comunque di crescere sempre di più lavorando 24 ore su 24. Il girone H di Serie D è un girone che confesso non conoscevo a 360 gradi, ma anche a livello di attenzione mediatica è un girone incredibilmente sostenuto. È un campionato difficile, Casarano, Taranto, ma il Lavello sicuramente cercherà di fare la voce grossa e di cercare di arrivare il più in alto possibile con le sue armi, ovvero quello di cercare di imporre il proprio calcio sempre e comunque. C'è il direttore sportivo vicino a te? No, se no ce lo saluti tu, magari più tardi lo chiameremo. Non è vicino a me, sta lavorando come fa 24 ore su 24, però certamente non mancherò tra qualche telefonata di mercato per aggiornamenti che arrivano sulle squadre calabresi e non solo. Cerchiamo anche di comportarci in maniera degna per rappresentare una società che comunque ha creduto in me, ha creduto in noi. C'è mister Spinelli che ti voleva fare una domanda. Dei complimenti, Attilio.
abbiamo già fatto tanti saluti al direttore, che ho avuto modo di sentirlo perché ho visto in televisione, giustamente come diceva, hanno dato molta importanza al campionato dilettantistico in questo caso, e ho visto la partita a Sorrento del Lavello, una partita veramente esaltante, se non sbaglio è finita 4-3 per il Lavello, con dei ragazzi molto interessanti nonché degli stranieri. E sotto questo aspetto, ecco, ci sono delle piazze importantissime che hanno voglia di venire su, Casarano, Taranto, lo stesso Sorrento, quindi un campionato molto molto interessante, dove oggi se si è attenti si possono trovare dei ragazzi del 2001, 2002, che ripeto, grosse società di Serie A già stanno attenzionando, quindi una di queste è il Lavello, perché so che stanno lavorando molto bene. È un messaggio anche per la Serie B. Io colgo la palla al balzo, Anna, e mi permetto di salutare il mister e porterò sicuramente i saluti, però molto spesso si cerca lontano dal nostro calcio, ma guardando la qualità del girone A, che non parlo chiaramente della società che mi pregio di rappresentare, è un girone dove la tecnica, dove la qualità a disposizione degli allenatori è molto alta, per cui giustamente il mister diceva: perché andare a cercare troppo lontano quando sotto casa hai degli elementi anche giovani, già di grande qualità ma soprattutto di personalità, per cui è un invito anche a chi dovrà fare mercato di anche cercare magari di credere un po' di più nei nostri giovani, perché la qualità c'è, basta investire, basta credere comunque in dei progetti a livello tecnico che stanno facendo ottime cose, come, ripeto, non solo il Lavello ma anche tante altre formazioni con elementi di qualità. Per cui saluto il mister, saluto voi, un saluto a tutti, alla prossima, ciao. Grazie Attilio, grazie. Iniziamo proprio parlando di questo prossimo turno, cioè ne parleremo anche la prossima settimana, però Renzo, Monza-Cosenza è una partita abbastanza proibitiva per questo ritorno in campo dopo la sosta. Per me il Monza è la squadra favorita alla vittoria finale di questo campionato, è partita un po' in ritardo ma strada facendo sta trovando gli equilibri giusti e i giocatori giusti per vincere questo campionato. Una partita difficilissima, però la speranza è l'ultima a morire. Il Cosenza ci ha già sorpreso in alcune situazioni anche in questo campionato, quindi è difficile, però non arrendersi, lottare e sperare di portare a casa qualcosina, quando meno una prestazione di livello che dia, come dire, coraggio e consapevolezza per il futuro, per il prossimo futuro. Mister, invece parlando proprio del Monza, io ho visto gli highlights della sfida con la Reggina ha tenuto botta contro questa formazione, però l'arrivo anche di Balotelli, insomma potrebbero arrivare anche nuovi innesti per questo campionato. Diciamo che il Monza piano piano è riuscito a risalire la classifica, che chiedo ad Enzo Leonetti di mostrarci mentre noi ne parliamo, perché c'è l'Empoli in testa con 34 punti, ma il Monza è a 30, quindi c'è 4 punti di distacco in questo campionato che è ancora abbastanza lungo, non sono tantissimi. No, il campionato di Serie B ci ha abituato a questo divario di 7-8 punti che poi, lo abbiamo sempre detto, con una vittoria ti dà subito l'entusiasmo. Parliamo del Monza, ma nello stesso tempo, se facciamo riferimento all'Entella, 3 vittorie consecutive, ha riagganciato il carrozzone della salvezza. Quindi il campionato di Serie B ci dà sempre queste entusiasmanti situazioni, però devo essere sincero, da questo punto di vista io penso che il Cosenza a Monza la partita la giochi perché se l'è giocata su tutti i campi, ne abbiamo dimostrazione anche a Frosinone, dove ecco, da questo punto di vista io ho sempre detto che Roberto Chiuzzi ha dato grande mentalità a questa squadra, poi è normale, la qualità fa la differenza. Ne parlavamo prima con Renzo a telecamere spente. Se oggi Chiesa della Juventus dice che noi ci fermiamo con Kulusevski a vedere Ronaldo e Dybala come calciano, significa che alza lo stimolo di questi ragazzi, quindi automaticamente l'evento e l'arrivo di Balotelli, di Ricci, aumenta la soglia dell'attenzione da parte di tutti, quindi all'interno di un gruppo, all'interno di una squadra di calcio che ha voglia di fare bene, che arrivino personaggi del genere, alzano la soglia dell'attenzione. Alzare la soglia dell'attenzione significa stare sul pezzo. Stare sul pezzo significa sviolinare grandi partite su tutti i campi. Da questo punto di vista al mister non gli si può dire niente, però
ahimè 9 pareggi diventano tanti, e in B abbiamo detto che se al pareggio non gli diamo la vittoria, significa aver fatto un passo indietro e non un passo in avanti. Anche perché, Renzo, c'è il Monza, vedendo proprio le prossime sfide del Cosenza, c'è il Monza subito, poi ci sarà il Pordenone in casa e poi insomma si ricomincerà con... E non ci dimentichiamo poi il girone di ritorno, che abbiamo 5-6 partite, che è vero che nella fase iniziale abbiamo tamponato, ma adesso ci saranno squadre che lotteranno per la Serie A. E quindi bisogna stare molto attenti. Aspettiamo sviluppi dal mercato prima di fasciarci la testa. Può darsi pure che il Presidente ci faccia una bella sorpresa con 2 giocatori di categoria importanti che possano dare al Cosenza quell'equilibrio e quella tranquillità nel gioco. Così, insomma, voglio dire, darci un po' di fiducia, dai, vai. Però devono arrivare subito, certo, il mercato perché già adesso. domenica prossima, sabato prossimo, insomma, si gioca a Monza, quindi insomma, si perde un'altra occasione in questo caso. Ma forse a Monza si perde anche se arriva il bomber, per cui insomma l'importante è subito dopo. Subito dopo. Mister, parlando invece della Regina, anche la Regina dall'arrivo di Baroni in panchina sembrava insomma in ripresa, adesso questo scivolone proprio nell'ultima sfida lo andiamo a vedere insieme con l'Ascoli 1-2, c'è questa gara con il Lecce, la prossima, poi anche qui il Frosinone, insomma sono tutte partite importanti. La Regina è nata per altre ambizioni di classifica, per questo ci fa specie vederla La lì. Regina inizialmente ha dato 3 o 4 nomi alla piazza che lasciavano veramente... Senza fiato. Li hanno lasciati veramente senza fiato, perché si pensava a qualcosa di diverso, e bisogna anche dire che a volte, ecco, i nomi e i grossi contratti non è che ti danno la classifica per lottare per qualcosa di importante, anzi. Però sotto questo aspetto sicuramente ha un organico interessante. Fra le uscite, che ha detto prima Attilio, è qualcosa che sicuramente loro faranno, inedito a quello che è la richiesta del tecnico, un tecnico di categoria, un tecnico vincente in Serie B che sicuramente sa la sua, al di là dei 10 minuti di Ascoli che hanno avuto... non sappiamo cosa, forse un blackout totale, sono spariti dal campo, però è un peccato, perché nonostante erano in vantaggio a 10 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, venivano da 2 vittorie consecutive, quindi è un peccato, perché c'era veramente una ripresa da questo punto di vista. Però io penso che a Reggio hanno le qualità, sia io dico economiche che di conoscenza, visto il tecnico Baroni, di risalire la china in maniera veloce. Fra poco te lo chiedo a te, Renzo, ci fermiamo per una breve pausa, tra pochissimo. Terza parte di Anteprima Sports. Renzo, ci eravamo lasciati proprio parlando della Regina, voglio sapere il tuo parere su questa squadra che è nata per altre ambizioni di classifica, lo abbiamo detto prima, però sta aggiustando il tiro, l'ha aggiustato già il presidente prima insomma, dell'esonero di mister Toscano, che ha detto forse ho parlato un po' troppo parlando di posizioni d'alta classifica, e magari adesso... La Serie B è un campionato complicato, non è semplice, è difficile da fare pronostici, è difficile da affrontare. Io penso che nella Regina forse ci sia qualche gallo di troppo per un campionato di Serie B, dove la forza fisica, la corsa, come dire, è importante tanto quanto la qualità, quanto la conoscenza della categoria. Lì forse c'è un giocatore che ha appartenuto ad altra categoria della Serie B, è difficile giocarla, e forse questo è quello che ha pagato Mimmo Toscano. Non so, io spero che la Regina si riprenderà sicuramente, ma non andrà oltre la metà classifica. Questo è il mio parere. È un campionato difficile, l'abbiamo detto tante volte, insomma, vedremo, chi vivrà vedrà, come si diceva, mister. Intanto io vorrei parlare anche di Serie A, perché se il campionato di Serie B è fermo, la Serie A continua ad andare avanti. Andiamo a vedere innanzitutto la classifica per quanto riguarda la Serie A, con il Milan saldamente in testa a 37 punti, nonostante... Saldamente no, possiamo dire che dopo
la sconfitta con la Juventus, tanto saldo non è questo primo posto. Poi c'è l'Inter a una lunghezza di distanza, la Roma a 33 punti, la Juventus a 30, il Sassuolo a 29, Napoli e Atalanta con 28 punti, la Lazio a 25 punti, l'Hellas Verona a 24, il Benevento a 21, la Sampdoria a 20, il Bologna a 17, l'Udinese a 16 punti, Fiorentina a 15, Cagliari e Spezia con 14 punti, Torino e Parma 12, Genova 11, chiude il Crotone con 9 punti. Andiamo a vedere anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie A, perché si giocherà Benevento, Atalanta, Fiorentina, Cagliari, Genova, Bologna, Hellas Verona, Crotone, Juventus, Sassuolo, Milan, Torino, Parma, Lazio, e questa partita che possiamo chiamarlo il match clou di questa giornata, che è Roma-Inter, perché insomma ci sarà una sfida fra titani, Spezia, Sampdoria, Udinese, Napoli. Inizio da te, Renzo, con questo Crotone che insomma ha preso 6 schiaffi in faccia dall'Inter, poi altri 3 dalla Roma. È un Crotone che con la Juventus aveva retto bene, invece poi con queste squadre magari anche qui servono rinforzi, lo abbiamo detto ampiamente in questa parte. Io penso che invece a Crotone sia un fatto di scelta. Loro hanno scelto di giocare in quel modo con tutti quanti. Allora, può pagare quando giochi con una squadra di medio-bassa classifica, perché il Crotone gioca in un modo molto offensivo. Contro le squadre forti, in modo particolare l'Inter, che ha una potenza d'attacco impressionante, una forza fisica impressionante e una velocità di gioco meravigliosa, rischi di prendere la goleata come è successo, però il Crotone è in lotta, non è una squadra già che deve pensare alla retrocessione, ha ancora tantissime possibilità di tirarsi fuori da quella zona. Quest'anno il campionato di Serie A è molto combattuto, sia per le posizioni diciamo di vertice per quanto riguarda Champions ed Europa League, sia per quanto la retrocessione. Io quest'anno penso che qualche, come dire, storica squadra di Serie A rischi di andare in Serie B, Genova, Torino, qualcuna di queste, perché le neopromosse camminano. Lo Spezia ha colto 3 punti importantissimi, anche se magari ha sofferto in modo smisurato, però sono 3 punti che alla fine della stagione peseranno tantissimo. È un campionato interessante. Il Crotone non lo vedo spacciato, perché vedo che ha un buon gioco, degli ottimi giocatori, certo. Con l'Inter o perdere 2-0 o perdere 6-2 è la stessa cosa. Loro hanno scelto di giocare in questo modo, il gioco di stroppa, e va bene per tutti, va bene anche alla società. Mister, invece anche qui, vedendo proprio le statistiche, il Crotone solo 2 vittorie, tante partite perse, anche 3 pareggi, insomma, anche qui è un Crotone che deve puntare a vincere, perché sennò questa classifica, uscire da quest'ultimo posto è difficile. Sì, ma concordo in pieno quello che diceva Renzo, perché se analizziamo le 2 colonne della classifica effettivamente c'è un livellamento sia dalla parte alta della classifica che dalla parte bassa. È normale che ha entusiasmato per il momento sia Benevento che Spezia, perché hanno tirato fuori magari delle prestazioni importanti. La scelta della società è quella di fare del Crotone un'isola felice, nel senso che hanno scelto di guidare questa squadra giocando a calcio, supportano quella che è l'idea di stroppa e quindi vanno avanti in questa maniera. È normale che anche noi, io in primis, vedere la partita sull'1-1 alla fine del primo tempo contro l'Inter mi lasciava ben sperare, e poi la grande fisicità di questa squadra purtroppo ha dovuto cedere il Crotone, ma sotto questo aspetto condivido in pieno l'aspetto tecnico, perché non sempre incontrerà l'Inter, ma arriveranno tempi migliori, perché si stanno organizzando da un punto di vista anche organizzativo con il calciomercato, e quindi sicuramente avranno la possibilità di potersi salvare, perché no?
A Renzo invece volevo chiedere, lasciamo questo calcio di Serie A perché abbiamo parlato ampiamente, parliamo della Pirossigeno Città di Cosenza, questa squadra che milita nel campionato di A2, è una squadra che è riuscita a vincere a mani basse lo scorso campionato, sta comportando bene anche in questa categoria fra insomma, le superiori, perché abbiamo visto che c'è la Serie A1 e la Serie A2 che sarebbe fondamentalmente come una sorta di Serie B, possiamo chiamarla. È la seconda serie nazionale, è un campionato importante. La mia società, la Pirossigeno, si sta comportando molto bene, gli obiettivi prefissati sono raggiungibili e sono in linea con l'andamento di questa prima parte del campionato. Consideriamo che abbiamo subito 3 sconfitte contro le 3 squadre più forti del girone, quelle che lottano per andare in Serie A1, ma 2 di queste sconfitte sono maturate solo perché nel secondo tempo abbiamo ceduto, ma abbiamo tenuto testa alla grande con squadre molto più blasonate e molto più importanti. Per la Pirossigeno questo è un campionato di costruzione, si sta costruendo qualcosa di importante sia a livello societario che a livello tecnico, con Leo Tuoto che è sicuramente uno dei migliori allenatori del panorama nazionale, per cui c'è da ben sperare per il futuro. Per quest'anno stiamo andando benissimo, sono arrivati due nuovi calcettisti, giovani ma importanti, che ci daranno una grossa mano. Già domani a Taranto avremo una sfida importante che speriamo di fare nostra e di portare altri 3 punti a casa. Ma c'è soddisfazione, la dirigenza è molto soddisfatta dell'andamento del campionato, c'è entusiasmo, peccato che non c'è il pubblico. Se ci fosse il pubblico sarebbe una stagione perfetta. Possiamo dire che dopo il Cosenza è la realtà sportiva più importante della città? Beh sì, una squadra di Serie A credo che sia l'unica cosentina a fare questo campionato, almeno nel settore maschile, certamente. Ripeto, se quest'anno ci fosse stato il pubblico sarebbe stato un campionato meraviglioso. Io ho avuto il piacere di seguirli in qualche partita, nonché al palazzetto, e gli devo fare i complimenti perché hanno un'organizzazione perfetta di quello che parlavamo prima, in qualsiasi categoria o in qualsiasi attività sportiva e didattica. Penso che l'organizzazione sia al top e la Pirossigeno in questo ha un'organizzazione perfetta, mette a disposizione del tecnico, uno dei migliori tecnici del palcoscenico, un qualcosa di importante, non solo come calciatori, quando tutto quello che è l'apporto societario e nonché i vari ruoli della società, quindi hanno le idee molto chiare rispetto a quello che vogliono fare, quindi gli faccio i complimenti a priori al di là del campionato, che so che faranno sicuramente bene. Vedo che c'è in collegamento con noi, non so se dalla regia ho visto bene, Gianluca Di Marzio. Buon pomeriggio Gianluca e grazie per essere nostro ospite. Salve, ciao a tutti, ciao, non vi vedo ma vi sento. Allora, ti abbiamo beccato proprio forse mentre stai andando al lavoro. Volevo parlare con te non solo del tuo libro Grand Hotel Calciomercato, ma anche ovviamente della trasmissione che è il calciomercato originale su Sky. Sì, grazie, noi abbiamo ricominciato da qualche giorno, è un mercato molto difficile questo, non è tanto un Grand Hotel come descrivo nel libro, ma è quasi un hotel a poche stelle, a 2-3 stelle, perché ci sono grandi difficoltà economiche un po' per tutti i club, anche quelli più importanti, quindi sarà un mercato molto difficile. Forse è meglio godersi il libro con racconti di trattative che si sono sviluppate negli anni, quando c'erano tanti soldi da poter spendere. Oggi è più un mercato di difficoltà e quindi deve essere un mercato di idee, di scambi. Però ecco, la gente deve capire che non sarà facile cercare di accontentare i tifosi, perché è un momento molto molto complicato per tutte le nostre squadre, anche quelle più importanti. Quindi forse è meglio dedicarsi al libro che non alle trattative di oggi, perché quelle di oggi sono molto molto poche e non riguardano grandissimi nomi, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio. Gianluca, racconti tanti retroscena interessanti, appunto, come dicevi tu, per quanto riguarda il calciomercato. Qualche retroscena che invece magari conosci tu sulle squadre calabresi di Serie A come il Crotone o di Serie B come Reggina e Cosenza, ce lo puoi svelare? Ma guarda, sulla Reggina nel libro c'è una parte dedicata
all'ex presidente Lillo Foti che ha fatto la storia del calciomercato per la Regina per tanti anni, prendendo giocatori davvero straordinari. Tra l'altro si parla di quando Pirlo accettò la Regina, Pirlo che oggi è l'allenatore della Juventus, e Foti riuscì a portarlo a Reggio Calabria in prestito, e c'è un racconto che fa capire com'era Pirlo all'epoca, perché firmò il contratto con la Regina al sabato mattina e uno come Pirlo avrebbe detto: beh presidente, ci vediamo lunedì, no? Vado a fare il weekend a casa, sistemo tutte le mie cose e poi ci vediamo a Reggio Calabria. Invece Pirlo con una semplice borsa in macchina chiese al presidente dove si trovava la squadra in ritiro a Bologna, perché lui voleva andare a Bologna e nonostante non avesse fatto neanche un allenamento voleva rendersi subito disponibile per giocare quella partita, e così fece. La grande umiltà, no, del campione, che arrivò a Bologna, si mise a disposizione dell'allenatore e giocò il giorno dopo, facendo tra l'altro un assist per la rete poi vincente di Possanzini. Questo fa capire un po' com'è il Pirlo allenatore di oggi, c'è quella sana presunzione, quell'incoscienza, quel coraggio che ovviamente fanno parte del DNA dei campioni, di chi non ha assolutamente paura di fare brutta figura, e lo stesso ha fatto Pirlo quando ha accettato la Juventus, praticamente senza avere un minimo di esperienza in panchina. Gianluca, invece parlando del calciomercato attuale, hai qualche novità che riguarda le nostre squadre calabresi che puoi dirci in anteprima? Poi ti seguiremo ovviamente anche stasera su Sky. Ma guarda, sì, spero questa sera di poter parlare del Crotone, perché è una delle squadre che dovrebbe fare di più, sicuramente un centrocampista, un trequartista, una punta. Il Crotone però giustamente credo aspetterà gli ultimi giorni, quando ci possono essere condizioni molto più favorevoli per arrivare a determinati giocatori. La prima scelta a centrocampo è sicuramente Brugman, non è un'operazione facile da concludere, potrebbe tornare Barberis, che a Monza dopo l'arrivo di Scozzarella rischia di non trovare più grande spazio, e poi spero che sappia resistere, ma credo di sì, alle tante tentazioni che stanno arrivando per Messias, perché Messias è sicuramente uno dei giocatori più richiesti sul mercato, ma farà bene il Crotone a tenerselo fino a giugno, perché Messias rappresenta l'ancora di una salvezza difficile, ma che con Messias può essere ancora raggiunta. Mentre per il Cosenza tu conosci bene la piazza di Cosenza, insomma hai assistito qui a tante partite, hai vissuto per tanti anni qui proprio la piazza calda cosentina, c'è stato l'addio proprio dell'ultima ora di Bruccini, a Cosenza serve un attaccante come il pane. Lo so, serve sempre un attaccante a Cosenza, ogni anno c'è sempre questa lacuna del bomber che l'anno scorso con Ridier fu colmata in maniera determinante e decisiva. Adesso Ridier sta piano piano ritrovando spazio nel Crotone, altrimenti magari il Cosenza ci avrebbe riprovato, non lo so, ecco, però sicuramente servirà un giocatore giusto per la categoria. Sono tanti quelli che si stanno muovendo, da Pettinari ad Ardemagni, forse Lagumina, Ceravolo, Esposito. Sarà un mercato di attaccanti interessante. Spero che il Cosenza sappia cogliere la giusta opportunità per garantire ad Occhiuzzi quel giocatore indispensabile per sbloccare tante partite che il Cosenza non è riuscito a vincere, proprio evidentemente per la mancanza di uno specialista. Come vedi la squadra quest'anno? Insomma, c'è questo nuovo allenatore, mister Occhiuzzi, che è un giovane, però insomma, all'inizio era partita un po' in sordina, adesso mancano insomma, punti, soprattutto le vittorie casalinghe al San Vito Gigi Marullo. Ma allora, è chiaro che distinguere tra partite in casa e in trasferta con il Covid, con gli stadi chiusi, è superfluo, perché il Cosenza gioca in casa, sì, al San Vito Marulla, ma senza l'apporto del proprio pubblico, quindi è una difficoltà, una differenza notevole. E quando devi fare la partita, che evidentemente il Cosenza non riesce poi a finalizzare tutto il
la mole di gioco che costruisce. Quindi a me Occhiuzzi piace molto, ha fatto un miracolo nella scorsa stagione, quindi credo che meriti assolutamente fiducia, continuità, e quest'anno il Cosenza ha tutte le possibilità per potersi salvare, spero senza soffrire, fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Certo è che ha bisogno di qualche rinforzo, soprattutto in attacco, per cercare di migliorare ancora di più il suo organico, ma credo che il pessimismo magari che regna un po' dopo qualche sconfitta, dopo qualche pareggio, fa parte del gioco, perché forse magari il tifoso si aspettava che quest'anno il Cosenza potesse lottare magari per un traguardo diverso. Vi assicuro che ci sono squadre che hanno speso tanti soldi, vedi il Monza che continua a comprare giocatori e non è nemmeno sicuro di poter andare in Serie A perché ci sono squadre forse più attrezzate come Lecce, l'Empoli e la Spal. Quindi non è un campionato questo, non era un campionato e non è un campionato dove poter pensare di vincere, di andare in Serie A o di andare ai playoff e essere la mina vagante. L'importante è salvarsi e salvarsi magari, ripeto, con qualche giornata d'anticipo, basta una rispetto all'anno scorso. Sì, senza troppi patemi come l'anno scorso. Ti salutano in studio il collega giornalista Renzo Andropoli, che è qui nostro ospite, e anche mister Andrea Spinelli, che poco fa mi diceva che proprio oggi è il compleanno del tuo papà, quindi ti facciamo gli auguri, li facciamo in diretta a Gianni Di Marzio. Grazie, tra l'altro conosco molto bene Andrea, me lo ricordo benissimo, c'è un bellissimo rapporto tra lui e la nostra famiglia, quindi mi fa molto piacere sentirlo e vederlo, e grazie per gli auguri. Mio padre di questi suoi 81 anni, anche se non glielo ricordate perché gli dà fastidio far sapere quanti anni ha, ma dei suoi 81 anni ce ne sono parecchi con il Cosenza nel cuore, quindi è un tatuaggio sulla pelle. Vi assicuro che ogni volta che si parla di Cosenza a casa nostra è sempre un'emozione, un ricordo piacevolissimo. Non glielo devi dire degli anni, altrimenti inizia a gridare già da lì, Gianluca. Ti faccio un grandissimo abbraccio grazie, un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Gianluca, un'ultima domanda che ci fa un nostro telespettatore in diretta: se c'è la possibilità di un ritorno secondo te a Cosenza di Asensio, che hanno visto sui social, che ha postato proprio pochi minuti fa una foto con la felpa dei lupi. Ma l'avete data voi questa notizia, quindi spero di potervela confermare magari questa sera. Faccio un paio di telefonate di verifica e alle 23 cerco di darvi qualche aggiornamento. Grazie Gianluca, grazie per essere stato nostro ospite. Ricordiamo il libro Grand Hotel Calciomercato e l'appuntamento con Calciomercato, l'originale, su Sky. Grazie ancora a Gianluca. Io non so se il tempo a nostra disposizione è terminato o se possiamo fare una battuta. Cosa mi dicono dalla regia? Non lo so. Se potevamo fare una battuta sulle altre squadre calabresi di Serie C velocissimamente. Mister, Catanzaro e Vibonese sono due squadre di alta classifica in questo momento, possono puntare magari ad arrivare a questi playoff. Certo, il Catanzaro al di là della prima fase sta dimostrando veramente di essere un organico importante, così come la sorpresa Vibonese. Sono due squadre che sicuramente nel campionato di Serie C stanno dimostrando il loro valore, la loro organizzazione, e quindi ci auguriamo il meglio sempre per la Calabria, ecco, perché più squadre abbiamo nel nostro circondario meglio è per tutti. Io l'ho sempre detto e continuo a ribadirlo. La stessa domanda a Renzo su Vibonese e Catanzaro, che erano partite un po' così sotto traccia, adesso la classifica li vede più o meno risalire la china, insomma ancora il campionato è molto lungo anche per loro. Sono due belle realtà, anche se io preferisco la Vibonese per il mio trascorso cosentino. Sono due belle realtà, oltretutto la Vibonese ha un presidente piuttosto importante per il mondo del calcio, per cui, e poi collabora con la Vibonese un mio grandissimo amico e collega, Roberto Severino, per cui a lui mando un in bocca al lupo e gli auguri per un'ottima stagione di calcistica. Oltretutto non facciamo nomi, perché sotto questo aspetto ce ne stiamo ai nostri posti,
ma so che c'è grande interessamento sull'attaccante della Vibonese da parte di parecchie squadre di Serie A e di Serie B. Quindi può essere anche del Cosenza. Ma non lo sappiamo, Non facciamo sotto questo nomi, aspetto però. ce l'auguriamo, però ecco, sono dei giovani interessanti dove un'organizzazione di una società che punta su, come dire, su un pacchetto ben preciso che è quello di salvarsi, può puntare su giovani interessanti e poi cercare di poterli rivendere, giusto per così. Chiudiamo il quadro, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Io ringrazio mister Andrea Spinelli Grazie per a voi, essere stato sempre con noi. gentilissimi. Sicuramente lo ritroveremo nelle prossime settimane. Grazie anche Grazie a Renzo Andropoli, in bocca al lupo soprattutto alla Pirossigeno città di Cosenza. Seguiteci che non vi seguiremo, deluderemo. vi seguiremo. Vediamo un attimo se è pronta la rubrica, eccola. Lui, scusa, ho sentito dire che a casa tua lavi i piatti. Solo i piatti, le piastrelle, la cucina, il pavimento. Ah, e tua moglie? No, mia moglie si lava da sola.